Comitati e associazioni mestrine unite per chiedere al Comune di coinvolgerli di più nelle scelte. L'assessore alla sicurezza: lo facciamo e il feedback sul territorio è evidente. Direttivo dell'ANCI nazionale per affrontare il nodo decreto sicurezza che ha spaccato il fronte dei comuni. Clima di dialogo, riferisce la presidente di ANCI Veneto, ma col governo poi sono di nuovo scintille. Chiesa gremita nel giorno dell'addio a Henry, il rugbista trovato morto nel canale a Mira. L'appello di Don Gino: se avete problemi fatevi aiutare. È braccio di ferro tra il sindacato e la CTV, al centro del contendere la manutenzione delle navi gestito da personale inadeguato, la dura accusa del sindacato. Alla Safilo di Santa Maria di Sala resta il dubbio sullo spettro esuberi, a dirlo il sindacato, poco convinto del nuovo piano di riassetto presentato ieri nel corso dell'incontro con le parti sociali. Maxi sequestro di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato alla stazione di Mestre un 58enne trovato con mezzo chilo di droga nell'auto. ARPAV annuncia superato il limite di PM10, entrano in vigore a Venezia le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli per il contenimento degli inquinanti atmosferici. Buonasera dunque, ben ritrovati con l'informazione da Venezia, con una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura i comitati e le associazioni mestrine uniti per lanciare un messaggio all'amministrazione comunale su importanti tematiche, a partire dalla sicurezza. Ci sono dei fili conduttori che legano le problematiche di Mestre in questo momento. Pensiamo alla questione delle sostanze e della riduzione dei servizi sociali su strada, che hanno portato Mestre a diventare la capitale italiana dei morti di eroina, più di 20 nell'ultimo anno e mezzo. Pensiamo allo svuotamento degli spazi pubblici, privati, quelli che sono parchi, beni comuni di tutti, su cui c'è una miopia di vedute e su cui si tende a chiudere anziché aprire, a abbandonare anziché rivitalizzare spazi che farebbero salire la qualità della vita di tutti in questa città, e soprattutto un allontanamento da parte delle istituzioni. I cittadini più attivi sul territorio, appartenenti a comitati e associazioni, hanno deciso di unire le forze per dare un chiaro messaggio all'amministrazione comunale, e lo faranno venerdì 18 gennaio al Laurenziano di Piazza Ferretto a Mestre alle ore 18. Un incontro aperto a tutti che ha l'obiettivo di ribadire l'importanza che i cittadini dovrebbero avere o hanno nell'essere protagonisti delle decisioni prese sulla loro città, dicono, cosa che non avviene, sottolineano, nonostante ci sia sempre stato detto il contrario. Hanno chiesto circa un anno e mezzo fa, qualcuno aveva chiesto che i cittadini dassero una mano alle amministrazioni. I cittadini si sono organizzati e hanno dato questa mano e la stanno ancora dando. Una città non deve essere soltanto un posto dove hai la tua casa, dove vai a mangiare e a dormire, ma deve essere un posto dove ci sono luoghi dove andare a passeggiare, dove vivere socialmente, collettivamente. Devono esserci asili, devono esserci scuole adeguate, devono esserci anche luoghi di cultura, teatri e spazi per associazioni, spazi anche per i cittadini, perché in questo comune noi notiamo che gli spazi per i cittadini si stanno progressivamente riducendo e si stanno chiudendo. E immediata è arrivata la reazione dell'assessore comunale alla sicurezza, che dice non si può non vedere quanto è stato fatto finora sul territorio. La libertà di espressione è certamente una cosa che riconosciamo. Io ho visto 10 manifestanti, insomma, se questi rappresentano un'intera città credo siano veramente pochi. Detto questo, noi come da sempre siamo al fianco dei cittadini, però va anche fatta un'informazione che abbia un carattere corretto e non disinformativo. Pertanto, in considerazione anche del fatto che tutti i giorni io sono a contatto con le persone e così sempre mi hanno trovato disponibile, e ritengo l'intera amministrazione, su questo punto va detto che siamo indubbiamente per quella che è la legalità, la libertà di espressione e la condivisione di idee, di progetti, di proposte, purché siano appunto di carattere propositivo. Proposte che però si devono anche poter applicare, sottolinea l'assessore comunale alla sicurezza, che spiega come finora sul territorio passi in avanti ne siano stati fatti e come.
Il feedback che abbiamo proprio dalla gente, dai commercianti, dai residenti è quella di un'inversione di tendenze. C'è maggior sicurezza, c'è maggior vigilanza del territorio, non se n'è mai vista così tanta, si sono repressi tutta una serie di fenomeni, su questi ancora si deve indubbiamente lavorare per mantenere i giusti equilibri e garantire una qualità dignitosa della vita a tutte le persone. Assessore, lei pensa che farà un passaggio questa assemblea al 18? Beh, intanto attendo un formale invito, non credo di essere l'unico a dover essere invitato, valuteremo la cosa e se questo avrà carattere propositivo e non polemico, come spesso purtroppo accade da parte di alcuni, e qualora ne abbiamo la disponibilità, certamente noi siamo presenti. Veniamo al decreto sicurezza, perché c'è stato il direttivo nazionale dell'ANCI, l'associazione dei comuni a Roma. L'associazione veneta si è presentata con una linea condivisa dei primi cittadini dei suoi capoluoghi, ma con il governo poi dal pomeriggio sono state di nuovo scintille. Direttivo dell'ANCI nazionale a Roma per affrontare il nodo del decreto sicurezza che ha spaccato il fronte dei comuni tra ribelli e non. Clima positivo e di dialogo, riferisce Maria Rosa Pavanello, presidente dell'ANCI Veneto, che ha portato in direttivo le istanze dei comuni capoluogo delle 7 province. Una posizione finalmente condivisa, confronto e non disobbedienza. La strada che è sempre stata portata avanti dall'associazione è stata quella, un po' anche di verificare nel concreto e nello specifico quali eventuali problematiche dovessero portare certe norme. Comunque è stato molto importante che si è detto che comunque la strada è sempre quella del confronto e eventualmente di fare un secondo step, di integrarlo questo decreto rispetto a problematiche che dovessero eventualmente verificarsi. Lunedì prossimo è previsto un incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e una delegazione dell'ANCI relativamente al decreto legge sicurezza e alla legge di bilancio. In quella sede l'associazione chiederà di modificare l'applicazione tecnica del decreto e di puntualizzare alcuni aspetti che hanno creato timori a livello locale. Ci sarà una delegazione rappresentativa di tutti. Quello che è emerso importante è che ANCI appunto è la casa di tutti i comuni e non deve essere strumentalizzato politicamente da nessuno. La distensione tra comuni e governo è durata però ben poco. A rompere l'idillio ancora una volta Matteo Salvini. Fa bene il presidente Conte a incontrare i sindaci, un caffè non si nega a nessuno, ovviamente il decreto funziona e non si tocca. Posizione che ha scatenato una pioggia di reazioni. Il presidente nazionale dell'ANCI, Antonio De Caro, suggerisce di prendere a Salvini non un caffè ma una camomilla. Noi come modalità riteniamo sempre quella, più che delle battute e dello scontro, quella di entrare nella concretezza delle problematiche. Quindi noi non abbiamo né polemiche né scontri, ecco, è uno stile che non ci appartiene. E poi c'è l'altro nodo, quello dell'accoglienza dei migranti. È tornato a intervenire oggi in diretta al nostro telegiornale il presidente del Veneto Luca Zaia, secondo cui la politica portata avanti da Matteo Salvini rispetta in pieno la volontà dei cittadini italiani. L'accordo con l'Europa, la tensione nel governo, poi il confronto nella notte tra il premier Conte e il ministro dell'Interno Salvini, gli animi che tornano almeno apparentemente distesi. Viene letta come una vittoria oggi dalla Lega la soluzione del braccio di ferro sull'accoglienza dei migranti della nave Sea-Watch al largo di Malta, con la redistribuzione dei richiedenti asilo tra 8 paesi, tra cui l'Italia. Per il presidente del Veneto Zaia, intervenuto in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale, si è rispettata la volontà dei cittadini. La politica sta portando avanti il ministro, una politica che esce dalle urne in totale piena democrazia. Il popolo ha fatto delle scelte. Finché si va in questa direzione il popolo resta attore principale, protagonista in questa fase storica. Invece qualcuno vorrebbe che i cittadini andassero a votare e poi qualcun altro decide al posto loro. Direi che la politica che stiamo facendo oggi rispetto all'immigrazione che sta facendo Matteo Salvini va nella fase di rispetto del popolo. Zaia perplesso tuttavia sull'affidamento dei migranti alla Chiesa Valdese. Non basta a risolvere, dice, le conseguenze legate all'ospitalità. Noi siamo una comunità che conosce la compassione e la solidarietà, premesso che fatto 10 le statistiche ci dicono che almeno 9 non sono profughi. Questi sono i dati ufficiali. Cioè fatto 10 o fatto 100, 93 non sono profughi. Quindi vuol dire che se ne arrivano 15, molto probabilmente il 90% di questi 15 non sono profughi. Ma al di là di questo, la Chiesa si occupa delle anime e noi dei corpi, no? Si dice così banalmente. Penso che se tu chiedi a qualcuno se vuol bene la mamma, tutti dicono sì che vogliono bene la mamma. Se chiedi a un prelato
sei disposto a ospitare qualcuno non può che dirti di sì. La verità è che poi i casini sul territorio ce li troviamo noi. Veniamo ora alla cronaca. È stata commossa e molto partecipata la cerimonia per l'ultimo saluto al giovane rugbista Henry Karim, morto a soli 19 anni, sulla sua bara bianca la maglia numero 11 con cui giocava. Tantissimi ragazzi giovani dentro come fuori la chiesa di San Nicolò a Mira, che insieme all'intera comunità e con gli studenti universitari di Padova hanno voluto tributare l'ultimo saluto ad Henry Karim, morto a 19 anni per annegamento dopo essere scomparso da casa per oltre un mese. Comunità che si è voluta stringere attorno alla sua famiglia, che aveva sempre sperato in un suo rientro a casa. Sulla bara di colore bianco, con la moltitudine di fiori colorati, la sua maglia numero 11 del rugby Riviera del Brenta, dove giocava in prima squadra in Serie B. In chiesa, toccante e carico di grande dolore, il discorso della sorella Terry. La morte fa schifo. La morte di tuo padre fa schifo. Ti distrugge, ti annienta, ti annichilisce. Qualcuno potrebbe dire che sia fatta la sua volontà, come in cielo così in terra. Ecco, a questo risponderei va bene. Per questa volta facciamo come vuole lui. In prima fila, stravolti, i genitori, con il papà, la mamma e il fratellino piccolo. Lascia di sé un ritratto bello, dice il parroco, Don Gino Cicutto, che però invita anche i ragazzi a non vergognarsi, a chiedere aiuto nel momento del bisogno. C'è un'immagine molto bella di un ragazzo che di fronte alla parola impossibile dà un calcio alle prime 2 lettere, per dire che nella vita è possibile affrontare qualsiasi situazione, ma non da solo. Henry era, come noto, molto attivo come volontario anche nella Caritas, ha fatto servizio nella Casa San Raffaele, come ha ricordato il suo capo scout con il soprannome datogli dagli amici. Insieme ricordato il tuo nome di calcio, che mai fu più veritiero, antilope sagace, ovvero veloce ma non aggressivo, intelligente ma non sapientone. E ora l'esplosione questa mattina a Porto Gruaro in corrispondenza di un'abitazione bifamiliare in via San Giacomo. L'uomo, un anziano novantenne che si trovava all'interno, è stato aiutato a uscire dai vicini di casa che gli hanno prestato il primo soccorso. Fino all'arrivo dei sanitari sul posto, oltre agli operatori del SUEM 118, sono accorsi i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato in seguito alla deflagrazione. Nel rogo è andata bruciata la cucina, mentre il resto dell'abitazione è stata interessata da danni da fumo. All'origine dell'accaduto potrebbe esserci il malfunzionamento di una bombola con successiva fuga di gas. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Le condizioni del novantenne comunque non sarebbero gravi. Voltiamo pagina, hanno dato esiti positivi i controlli effettuati in stazione dagli agenti della Polfer e conclusi il 6 gennaio, anzi no, questo servizio lo vediamo tra poco. Parliamo ora invece di manutenzione delle navi. Ci si interroga come mai la CTV con 400 dipendenti stia spendendo milioni in più per la manutenzione. Sentiamo. Ci si interroga come mai la CTV, con 400 dipendenti che operano nei cantieri per la manutenzione delle imbarcazioni dedicate al trasporto pubblico in laguna e in generale delle navi, utilizzi ditte esterne per effettuarne la manutenzione, spendendo milioni di euro in più, interrogativo che si pone il sindacato con accuse decisamente pesanti. Perché chi gestisce la manutenzione è assolutamente inadeguato. La denuncia di quelle molto tecniche riguarda la navigazione e le sue leggi, con la specificità della manutenzione. Bisogna attendere ad esempio 6 mesi per acquistare una pompa di gasolio, con la conseguenza che un ferrybot resta inattivo per tutto il tempo, ma non basta. Restano i problemi relativi ai tempi della manutenzione di una motozattera, che resta ferma in cantiere per un minimo di 1 o 2 anni, e poi accade che tagliando fermo, una volta in laguna è costretta a
obbligata a rientrare in cantiere perché, pur essendo a norma, presenta nuovi e costosi problemi. Per fermarci e per far manovra sono indispensabili i motori, quindi se non sono perfettamente efficienti ci danno problemi, soprattutto se ci sono condizioni avverse, in condizioni di forte vento, se non abbiamo motori che rispondono in maniera corretta siamo in difficoltà, e da una nave appena uscita noi ci aspettiamo il massimo. Tante le questioni sul tavolo della bilancia, come quella del bacino galleggiante. È una nave gigante, doveva essere utilizzata come posto per la messa a norma delle navi, invece comprata è rimasta ferma. Perché si sono accorti che di fronte all'isola di Palestrina c'erano delle alghe autoctone che devono essere tutelate, quindi il bacino non poteva essere affondato in quella località. Le richieste al sindacato in merito anche all'organizzazione e alla gestione del personale dipendente. Per una questione di strutture, e cioè l'amministrazione comunale che ha fatto trasferire le manutenzioni da Sant'Elena a Palestrina, poi non dà le autorizzazioni per poter fare le stesse manutenzioni a Palestrina, quindi chiediamo all'amministrazione di dare le autorizzazioni. Ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo, parliamo di lavoro, andiamo a Santa Maria di Sala col nuovo piano di investimenti della Safilo. Alla Safilo di Santa Maria di Sala, così come negli altri stabilimenti, resta il dubbio sullo spettro esuberi. A dirlo il sindacato, decisamente poco convinto del nuovo piano di riassetto presentato ieri nel corso dell'incontro con le parti sociali dal nuovo amministratore delegato della compagnia, Angelo Trocchia. Potrebbero essere esuberi. C'è già stato annunciato ancora a inizio 2018, ci sarebbe stato un intervento da parte del gruppo Safilo sui costi di produzione, quindi sui costi del personale, anche se non è neanche esplicito, però noi abbiamo il timore che intervengano sul perimetro occupazionale. Su questo loro non si sono neanche definitivamente esposti, per cui qualsiasi ipotesi non riusciamo neanche a esplicitarla. Abbiamo il timore che si tratti però di centinaia di persone. Il nuovo piano di investimenti 2020-2024 parlerebbe tuttavia del rilancio della sede salese, visti i grandi marchi con cui le trattative si sono concluse positivamente, tra i quali una notissima casa di produzione di jeans, al fine di aumentare i volumi di vendita. Ma lo scetticismo regna sulla base del 1 milione di occhiali perduti con un noto marchio di moda. È Kering, che è il gruppo che gestisce il marchio Gucci. E ora a Mestre con l'arresto di un 58enne trovato con mezzo chilo di droga nell'auto. Passava di continuo con l'auto davanti alla stazione ferroviaria di Mestre, comportandosi in modo strano e eseguendo manovre poco consone a partire da sorpassi azzardati. È stato proprio questo comportamento ad attirare l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Mestre, che ha dunque deciso di fermarlo. A quel punto l'uomo, un 58enne mestrino, si è subito dimostrato nervoso e dopo una prima perquisizione i militari hanno trovato nascosti tra i suoi vestiti un involucro con una piccola quantità di marijuana e un coltello. Il 58enne però era sempre più agitato, come se avesse dell'altro da nascondere, e questo ha spinto i carabinieri a perquisire anche l'auto su cui viaggiava. Nel bagagliaio a quel punto hanno trovato un involucro con mezzo chilo di eroina e il 58enne è stato arrestato. Le indagini però non finiscono qui. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, l'uomo è sospettato di essere l'ultimo anello di una catena di arresti che ad oggi hanno permesso di ammanettare 5 persone e rinvenire oltre 1 chilo di eroina. Ed ecco allora il servizio che vi annunciavo poco fa sugli esiti positivi dei controlli effettuati in stazione dalla Polfere, conclusisi il 6 gennaio. È di 2 arresti e 34 denunce il bilancio dei controlli da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria nelle stazioni della nostra regione e a bordo dei treni nel corso delle festività natalizie appena trascorse. A Mestre, in particolare, la Polfer ha arrestato 2 stranieri, uno già espulso che aveva fatto ritorno in Italia, l'altro destinatario di un ordine di carcerazione emesso perché deve scontare la pena di 3 mesi di carcere per detenzione e spaccio di droga.
Nel corso dei controlli regionali l'attenzione è stata rivolta soprattutto al fenomeno dei furti, della vendita di droga, ma anche a quello dell'immigrazione clandestina. In totale, tra il 18 dicembre e il 6 gennaio scorso, negli scali ferroviari di tutta la regione sono state controllate 2.557 persone. Tra queste, 6 stranieri sono risultati irregolari. I 519 servizi di controllo si aggiungono alle scorte di 44 convogli e ad altrettanti pattugliamenti sempre lungo le linee ferrate. Inquinamento, limite di PM10 superato per 4 giorni consecutivi a Venezia e scatta il livello 1 arancio. Da domani fino a nuova comunicazione entreranno in vigore le misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici previste dall'ordinanza. Nello specifico si vieta la circolazione tutti i giorni della settimana, anche sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30, di ciclomotori e motocicli Euro 0 2 tempi, autovetture a uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel 0, 1, 2, 3 e 4 e veicoli commerciali N1, N2 e N3 alimentati a diesel fino a Euro 3. Per quanto riguarda gli impianti termici, vietato utilizzare quelli a biomassa di classe inferiore a 3 stelle e vietato effettuare combustioni all'aperto. Veniamo agli ospiti della nostra puntata di 20 e 10 di questa sera. Mario Conte, sindaco di Treviso, Giampiero Beltotto, direttore del Teatro Stabile del Veneto, per parlare di cultura e del futuro del teatro di Treviso. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sarà una bellissima giornata di sole sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto l'anticiclone che staziona ormai da giorni continuerà a garantire un tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo sarà sereno o al massimo velato ovunque. Non sono attese piogge. Temperature minime tra i -1 e -5 gradi, massime comprese tra i 3 e 6 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà ampiamente soleggiato. Sarà infatti sereno o al massimo con presenza di pochi nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -1 e -4 gradi, massime comprese tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue anche sulla nostra regione questa lunga parentesi all'insegna di un tempo stabile. Soltanto qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate meridionali. Altrove invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno. Temperature minime tra i -4 e -2 gradi, massime oscillanti tra i 4 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.